Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Bentornati telespettatori di Panorama Sardo di Tele Sardegna, e dopo il pullman Timiama di Villa Simius ritorniamo a Cagliari. Lo facciamo in uno degli hotel storici della città di Cagliari con il direttore. Buonasera direttore, la stagione estiva sta iniziando. La stagione estiva è già iniziata, abbiamo delle bellissime prospettive, dei numeri importanti, quindi siamo molto soddisfatti attualmente. Cagliari e la Sardegna, ma il capoluogo in particolare, sta avendo un cambiamento a livello di ospitalità. Voi siete un'azienda storica, ma in città ci sono tanti nuovi boutique hotel, c'è sempre quel turismo che arriva con le navi da crociera, quel turismo di base. Cagliari si sta presentando bene da questo punto di vista? Cagliari è in crescita, l'abbiamo visto già da parecchi anni, c'è un continuo, un fermento di richiesta. Gli alberghi che si stanno affacciando sono tutte strutture di qualità, quindi offrono dei servizi molto buoni, questo ci fa piacere perché automaticamente la piazza acquista valore e anche potrebbe diventare meta di congressuale e di altri eventi più importanti anche a livello nazionale. Abbiamo sempre implementato dei servizi nuovi, adesso stiamo inserendo anche noi la parte trattamenti, benessere, la spa che sarà pronta credo qui a ottobre. Ma il grosso su cui noi lavoriamo sono praticamente il corporate, quindi la parte business che si rivolge sul capoluogo. Poi in questo periodo la clientela un po' cambia e ci spostiamo più sul mercato leisure. Le chiedo, voi avete una clientela di base che vi accompagna da tanti anni, ma poi ci sono anche i nuovi turisti, quelli del takeaway, 2 giorni su una città, 2 giorni su un'altra città, ma questo bisogna prenderne in considerazione in merito anche ai trasporti. Sì, la nota dolente, purtroppo preso atto che siamo su un'isola, la nota dolente sono i trasporti, quindi siamo un attimino in un periodo dove arrivare in Sardegna, oltre che costoso, è anche parecchio difficile. Molti clienti ci usano come base di partenza o base di ripartenza, quindi il tour della Sardegna, soggiorno medio 2 giorni qui, 2 giorni ad Alghero, 2 giorni a Olbia, ma giusto per vedere tutte le bellezze dell'isola, compresse magari in una settimana. Questo è il periodo medio del soggiorno del turista. Per tornare al vostro prodotto o servizio con l'ampliamento anche sul benessere, voi siete comunque in un posto della città che è molto strategico. Sì, diciamo che uno dei punti di forza di questa struttura è la location, quindi permette alla clientela nostra di abbandonare qualsiasi mezzo di locomozione e godersi appieno la città a piedi, facendosi una passeggiata giù nel quartiere della Marina, in tutti i ristoranti che ci sono, quindi la nostra clientela gradisce molto la location, i servizi che noi eroghiamo, che comunque sono servizi di profilo alto, ma comunque la location è impagabile.
Direttore, eventi regionali come il MAIS che si è tenuto qualche mese fa o quelli che sono i forum e i convegni di chi fa parte di Federalberghi, regionale e anche nazionale, quanto aiuta la comunicazione da questo punto di vista e soprattutto la presenza deve essere costante? Sì, diciamo che la comunicazione è fondamentale, dobbiamo farci conoscere, dobbiamo continuare a propagare la nostra immagine su mercati che non abbiamo ancora, mettiamo così, di cui non abbiamo catturato l'attenzione. Ripeto, il collo di bottiglia, come ho detto prima, è sempre la parte trasporti, quindi spesso noi veniamo snobbati anche a livello MAIS perché purtroppo troppo costosi per un congresso, magari su Cagliari, in Sardegna, dove lei preferisce, perché a parità di prezzi potrebbe essere più vantaggiosa una piazza come Bologna, faccio un esempio, che è servita dal treno, che è servita dalle autostrade e anche dagli aerei. Direttore, quanto ritorno c'è da un punto di vista di informazione? Cioè la clientela, a parte quella base che vi segue da anni e quindi è abituata al vostro prodotto o servizio, possiamo dire cresce insieme a voi come ospitalità, il riscontro da un punto di vista di ritorno, ce l'abbiamo questo tipo di indicazione? Sì, certo, ma è altissimo. Cioè la comunicazione positiva è un trainante. Idem come sopra per anche quella negativa, che comunque spesso ha un eco più grande rispetto a quella positiva. La comunicazione, i feedback, quelli che adesso sono comunemente chiamati le recensioni eccetera eccetera, sono una delle colonne portanti della vendita di una struttura alberghiera. E allora con queste considerazioni qui dall'Hotel Regina Margherita di Cagliari diamo la linea alla regia e continuate a seguirci ai prossimi appuntamenti. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Dopo aver parlato di vacanze, di ricettività, ormai stiamo facendo una lunga collana nel nostro percorso di interviste dei migliori alberghi, ma adesso poi conosceremo anche gli altri. Parliamo di quello che è il mercato dell'ortofrutta e lo facciamo nella sede del centro più importante della Sardegna con il direttore generale Licheri. Ma prima di parlare della situazione, dell'aumento dei costi, dell'inflazione, parliamo di quanto è accaduto nel fine settimana. C'è stato un convegno dove è stata presentata la comunità energetica in chiusura di un percorso che è stato avviato proprio da voi. Sì, noi stiamo guardando alle opportunità della comunità energetica ormai da diversi anni, da ben 4 anni. Perché ci interessa non solo l'opportunità, quindi per consentire anche agli operatori del mercato di risparmiare energia elettrica, ma è proprio il concetto di comunità che ci interessa. D'altra parte il mercato è già una comunità. Io ricordo che quando abbiamo inaugurato il mercato nel 2007 c'erano 12.000 persone. E negli anni mi sono reso conto che il motivo per cui c'è tutto questo interesse è perché l'economia agricola del territorio collega un po' le persone che adesso magari svolgono anche attività diverse, ma che comunque fanno parte di questa comunità. E quindi la parola comunità in questi anni sta diventando un po' la parola chiave. Si parla di comunità energetica, si parla di comunità del cibo, e quindi di tutte quelle attività che servono e che vengono fatte per valorizzare poi il territorio. Questo percorso è promosso dal Ministero? Allora, le comunità energetiche sono un nuovo modo di produrre e condividere l'energia elettrica che parte dalla comunità europea. Lo Stato italiano su questo è un po' in ritardo rispetto ad altre nazioni, tant'è vero che devono essere ancora approvati i decreti attuativi, però ormai siamo al rush finale e ovviamente sì, il percorso deve essere accompagnato con un'autorizzazione anche del Ministero, del GSE, che contribuiranno al finanziamento nella fase della gestione delle comunità energetiche. Il secondo step dovrebbe essere, ne avevamo già parlato nell'ultimo appuntamento nel quale abbiamo presentato la possibilità di un hub energetico addirittura. Sì, noi abbiamo una struttura molto importante, è una struttura di 40.000 metri quadri di superficie coperta e 80.000 metri quadri tra parcheggi e viabilità interna, quindi c'è la possibilità senza consumare nuovo suolo di realizzare fino a 5-6 megawatt di impianti fotovoltaici, e questo può consentire appunto di distribuire l'energia elettrica anche in tutto il territorio. Teniamo presente che il territorio fornito dalla cabina primaria, che fornisce anche il mercato, è molto ampio e quindi può consentire di distribuire i vantaggi di più comunità energetiche su tanti cittadini, imprese e le stesse pubbliche amministrazioni. Parliamo dell'aumento dei costi nel settore dell'ortofrutta. A che percentuale siamo arrivati alla fine di giugno? Allora, l'aumento dei prezzi c'è stato negli ultimi 2 anni, dopo 10 anni in cui i prezzi dell'ortofrutta erano praticamente fermi. Abbiamo fatto, forse ne avevamo già parlato, abbiamo fatto un'indagine a livello di mercati nazionali e dal 2010 al 2020 i prezzi all'ingrosso di ortofrutta sono rimasti praticamente invariati, mentre tutti i costi sono cresciuti, quindi
le imprese del settore stavano incominciando ad andare in difficoltà. Poi negli ultimi anni, dal 2021 fino al 2023, c'è stata la combinazione di una serie di fattori che hanno determinato un aumento dei prezzi. Sicuramente l'aumento dei costi di produzione per le imprese agricole, in modo particolare l'energia elettrica, il gasolio, ma anche sono aumentati moltissimo il prezzo dei fertilizzanti, che sono aumentati in alcuni casi del 200-300%, e in più ci sono stati tutta una serie di eventi naturali sfavorevoli, in modo particolare d'inverno ha piovuto poco e quindi c'è stata la siccità, in primavera e in estate invece ha piovuto molto, anzi in alcuni casi ha grandinato, quindi sono state distrutte delle coltivazioni molto importanti, non solo in Sardegna ma in tutta Italia, anche in tutta Europa. Ricordiamo che l'Italia e la Spagna in modo particolare sono grossi produttori di ortofrutta, per cui hanno avuto dei grandi danni, e questo ha determinato anche quindi una riduzione dell'offerta e conseguentemente anche un aumento dei prezzi. È anche vero che i prezzi diciamo, sarebbero potuti aumentare anche di più se fosse rimasta uguale la domanda, ma invece c'è stata anche una diminuzione della domanda a livello europeo. Io credo che questa situazione diciamo che vede oggi un aumento dei prezzi rispetto allo scorso anno di circa un 30% in media, poi ci sono alcuni prezzi che sono aumentati un po' di più, altri che sono invece diminuiti rispetto allo scorso anno. Per esempio in questo periodo abbiamo le pesche quest'anno costano meno rispetto all'anno scorso, quindi ci sarà pian piano un assestamento, ma credo che ci vorrà almeno un anno e mezzo. Avete partecipato all'inizio della primavera a McFruit, che è la fiera più importante del settore a livello nazionale, che si svolge a Rimini. Subito dopo è arrivato il disastro. In quelle zone dell'Italia si coltiva moltissimo in termini di ortofrutta. Che impatto ha avuto la tragedia della Emilia-Romagna sulla distribuzione e sulla produzione nazionale? Beh, la Romagna in modo particolare è diciamo, un'area a forte vocazione agricola, e quindi i danni sono stati importanti e purtroppo saranno importanti anche per i prossimi anni, perché sono presenti molti frutteti e quindi lì, per poter riattivare quelle produzioni ci vorranno come minimo 3-4 anni. Però è anche vero che diciamo, a livello di prezzi questi disastri diciamo, che coinvolgono anche una zona importante diciamo, non sono così decisivi, perché quando si parla di domanda di frutta e verdura si parla sempre di una domanda e di offerta aggregata, quindi a livello europeo. Quindi per dire la minore riduzione di una regione come può essere appunto la zona dell'Emilia Romagna, in particolare della Romagna, può essere facilmente compensata da una maggiore produzione di altre zone, non solo dell'Italia ma di altri paesi europei. In realtà quest'anno ci sono state delle situazioni che hanno danneggiato produzioni importanti anche in altri paesi europei. Per esempio la stessa Spagna ha avuto come l'Italia delle grandinate nel periodo di maggio che hanno danneggiato per esempio la produzione delle ciliegie, e questo infatti ha comportato per esempio per le ciliegie dei prezzi che non si erano mai visti prima, e tra l'altro con un prodotto di qualità non eccelsa, perché bastano appunto delle piogge di 1 o 2 giorni nella settimana prima della raccolta per rovinare il prodotto, renderlo meno saporito eccetera, per cui diciamo, speriamo che la Romagna si risollevi presto appunto da questa situazione, però diciamo, l'impatto sui prezzi e sulle quantità almeno insomma, a livello europeo si sente meno, è condizionato da quello che succede un po' dappertutto nelle altre regioni, fino ad arrivare alla Turchia, al Marocco, cioè la zona di produzione del Mediterraneo è una zona che diciamo, grazie anche alle interconnessioni che adesso sono molto facili, la possibilità di commercializzare ed essere informati in tempo reale sulla disponibilità del prodotto,
in tutte queste zone e la possibilità di poterlo anche appunto trasportare in tempi abbastanza rapidi consente di colmare delle carenze di prodotti in una zona dell'area del Mediterraneo rispetto alle altre, per cui insomma, il prodotto non manca anche se ci sono diciamo dei disastri a livello locale. Direttore Richeri, siamo alle conclusioni. Estate 2023, si parla di un'estate da record a livello turistico. Che impatto ha sul vostro mercato? Beh, l'estate ha sempre un impatto molto importante sul nostro mercato, sia perché comunque d'estate troviamo l'ortofrutta più apprezzata come gusto, no? Ma anche perché per la regione Sardegna vuol dire aumentare il numero dei pasti che si realizzano, per cui la domanda tende a raddoppiare rispetto a quello che abbiamo nel periodo invernale. A livello di consumi esistono ormai in Sardegna 2 stagioni, la stagione invernale e la stagione estiva. Purtroppo la stagione invernale va sempre peggio ed è sempre più lunga, la stagione estiva si spera che sia sempre migliore, però già quest'anno per esempio mi risulta che insomma, almeno come consumi di ortofrutta stia stentando un po' a decollare, quindi confidiamo dal mese di luglio in poi che ci sia appunto una ripresa dei consumi. I grandi alberghi sono vostri clienti? Sì, diciamo sono nostri clienti, ci sono alcuni operatori che diciamo riforniscono gli alberghi di tutta la Sardegna o direttamente o attraverso delle società nazionali con cui hanno fatto... Deve essere sincero, prediligono il prodotto locale? Ma prediligono il prodotto buono e molto spesso il prodotto buono è il prodotto locale, perché è un prodotto diciamo, che viene raccolto e consegnato a poche ore dalla raccolta. Questo vale in modo particolare per le verdure, che il mercato è in grado di assicurare in tempi veramente molto celeri. Vale anche per la frutta, anche se la frutta si può conservare diciamo, anche in frigorifero, e poi in Sardegna non abbiamo delle grandi coltivazioni di frutta, insomma alla fine le frutte estive, a parte pesche e un po' di agrumi, abbiamo ormai produzioni sempre meno importanti, quindi è necessario portarle da fuori. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu. Vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia.
I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Sono 564.000 gli uomini viventi in Italia dopo una diagnosi di tumore prostatico. Le neoplasie prostatiche sono le più frequenti nell'uomo e rappresentano quasi il 20% di tutti i tumori maschili. La 2 giorni Prostate Cancer Update 2023 ha fatto il punto sulla patologia. I lavori sono stati coordinati da Michele Boero, direttore medicina nucleare del Bruzzo e responsabile scientifico dell'evento. La sala congressi del grande ospedale del capoluogo ha ospitato i lavori nel corso dei quali sono state affrontate le principali dinamiche di trattamento della patologia tumorale della prostata che permettono di definire con maggiore precisione e in tempi più precoci la presenza o l'estensione della malattia nelle sue diverse fasi. Nel 2022 sono state stimate in Italia circa 40.500 nuove diagnosi e in Sardegna ricoverati 262 pazienti. Le neoplasie prostatiche sono le più frequenti nell'uomo con oltre 7.200 decessi per questo tipo di tumore. Oggi la sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi è del 91% e la probabilità di vivere ulteriori 4 anni condizionata ad aver superato il primo anno dopo la diagnosi è del 94%. Nel corso dei lavori ampio spazio alla multidisciplinarietà, alle novità cliniche, terapeutiche e di cura. Tra queste l'approccio basato sull'analisi genetica e il suo impatto sul decision making, ma anche le nuove terapie che migliorano sensibilmente la sopravvivenza, di cui alcune già approvate dagli enti regolatori utilizzabili in pazienti con mutazioni genetiche e altre di prossima introduzione. Altro aspetto rilevante è lo spazio dedicato alla conservazione di una buona qualità della vita dopo le terapie, viste non più come una speranza, ma come un vero e proprio obiettivo. Buonasera Valerio, uno dice Prostate Cancer Update 2023 e magari si spaventa, e c'è motivo di spaventarsi perché la medicina fa passi da gigante, la medicina è sempre più vicina ai pazienti, o almeno cerca di esserlo, si compiono tanti sacrifici, la classe medica è uscita da 2 anni di pandemia dove hanno provato a sistemare, a cucire, a riavvicinare. Bene, adesso si riparte ed è stato fondamentale per fare un pochino quello che era il check della situazione delle malattie prostatiche, delle patologie cancerogene che riguardano la prostata, ne soffre è quella più diffusa tra gli uomini, tra noi maschietti. Il congresso che si è tenuto al Bruzzo, nell'aula Azza, con presidenti onorari Mauro Frongia e Andrea Contini, ha fatto proprio il punto. Il congresso che si è tenuto nell'aula Azza dell'azienda ospedaliera Arnas Bruzzo ha avuto per presidenti onorari gli urologi Mauro Frongia e Andrea Solinas. Con loro si è sviluppata una 2 giorni di altissimo profilo scientifico, con la partecipazione di alcuni dei principali interpreti delle discipline che tendono a curare questa patologia. Ebbene, noi siamo qui con il dottor Solinas. Dottor Solinas, qual è lo stato dell'arte? Se lei vi siete raccontati in che modo il cancro alla prostata incide e viene curato, qual è la fotografia? Sì, il cancro della prostata rappresenta il primo tumore nell'uomo e noi abbiamo avuto nel 2021 in Sardegna più di 260 casi di questa patologia.
il 20% rappresenta il 20% delle neoplasie maschili, essendo appunto la prima causa di tumori nel sesso maschile. Noi adottiamo delle tecniche innovative per il trattamento di questa patologia da un punto di vista chirurgico, in quanto eseguiamo l'intervento di prostatectomia radicale utilizzando il robot Da Vinci, che permette una serie di vantaggi rispetto alla chirurgia open, in quanto consente di eseguire l'intervento abolendo il tremore delle mani e con un campo di visione ingrandito 10 volte rispetto all'occhio umano. Questo permette inoltre quindi di fare degli interventi più precisi, di salvaguardare anche i nervi erigenti preposti all'erezione, quindi conservando la funzione sessuale nel maschio. Questo significa anche probabilmente minori complicanze, minori degenze, probabilmente anche una ripresa più rapida, è così? Sicuramente questo permette una degenza più rapida di pochi giorni, il paziente torna a casa senza catetere e naturalmente senza avere dei tagli che quindi comportano dolore, anche la ripresa fisica è sicuramente molto più rapida. Ecco, qui al Abruzzo lei sta coordinando, insomma, mettendo in piedi una scuola, di che cosa si tratta? Sì, esiste già da anni, il merito della presenza di questa scuola bisogna darlo al dottor Frongia, al dottor Mauro Frongia, che è stato il mio maestro, che ha avuto questa brillante idea, grazie alla sua vasta esperienza in chirurgia robotica, di fondare questa scuola che io sto cercando appunto di portare avanti. Proprio in questi giorni è in atto uno dei corsi che poi si verrà ripetuto praticamente per tutti i mesi, aperto a tutti i professionisti sanitari, medici e infermieri che possono approcciarsi così a questa nuova tecnologia. Dottor Boero, responsabile scientifico di una 2 giorni che è stata più che soddisfacente. Poniamo un punto di vista che è quello della sua quotidianità, direttore della medicina nucleare, con tutta una serie di rimbalzi e promotore anche della multidisciplinarietà nell'affrontare tutta una gamma di patologie. Adesso si parlava di cancro alla prostata. Qual è, dal suo punto di vista, la sintesi? Beh, intanto la multidisciplinarietà è una delle armi che abbiamo a disposizione per rendere più efficaci i trattamenti. Quello che c'è da rimarcare è che oggi abbiamo a disposizione un armamentario terapeutico di straordinaria efficacia e numericamente molto consistente per il cancro alla prostata. Avere molte opzioni però significa anche dover fare delle scelte. E siccome queste opzioni appartengono a discipline differenti, è importante che diversi specialisti si parlino per determinare qual è il trattamento migliore, qual è la sequela giusta di trattamenti, perché il paziente possa averne un reale beneficio. Ecco, dal confronto che ovviamente è alla base di quelli che sono gli eventi congressuali della disciplina, cosa è emerso in linee generali? Beh, è emerso che intanto c'è una grande volontà di condivisione e questo mi sembra l'elemento più importante. Senza condivisione tutta la tecnologia, tutto l'armamentario farmacologico di cui disponiamo rischia di risultare inefficace. L'aspetto più importante di queste giornate è stata proprio la volontà di mettere a sistema le diverse competenze per creare una squadra, un gruppo in cui le diverse competenze appunto vengano messe al servizio dell'utente per poter personalizzare la terapia, e questo è un altro aspetto molto importante, è il paradigma della medicina di precisione. Insomma, siete dei sarti molto sofisticati che cercate di ritagliare, di vestire addosso quello che può essere la risposta a una patologia. Sì, ha fatto un esempio molto calzante, si parla proprio di tailorizzazione della terapia, nel senso che il medico deve ritagliare sul paziente il trattamento terapeutico giusto. Oggi sappiamo, anzi siamo in grado, grazie alla genetica, grazie all'analisi mutazionale, grazie all'imaging molecolare di precisione, di definire con esattezza quelle che sono le caratteristiche del paziente, ma anche le caratteristiche biologiche del tumore. Il tumore della prostata non ha un comportamento uniforme, ma diversi tipi di comportamenti a seconda appunto del tipo biologico di neoplasia. Sapere quale tipo di neoplasia ci troviamo ad affrontare, sapere che tipo di paziente dobbiamo curare è il passaggio necessario per poter personalizzare il trattamento e perché questo sia realmente efficace. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas,
La prima edizione di I Love Rosé è stato un successo. In tantissimi si sono ritrovati a Palazzo Doglio, dove 8 cantine sarde hanno organizzato un evento di caratura internazionale per valorizzare la qualità dei vini rosé made in Sardegna. Centinaia i visitatori americani, inglesi, svizzeri, australiani, tedeschi, francesi e olandesi, ma soprattutto sardi, venuti a dire amo il vino rosé. A dimostrazione spettacolare che il vino rosato merita di essere spinto e promosso da tutti i ristoratori, albergatori e le enoteche. Una perfetta organizzazione dell'evento e un'idea per festeggiare il primo giorno dell'estate con un calice di rosé. L'importante è di festeggiare l'estate in rosa. Vediamo schierati gli altri vostri colleghi delle cantine, è stato bello poter creare questa sinergia. Sì, no, questo ci fa molto piacere perché vogliamo creare questo movimento per fare della Sardegna il nuovo territorio del rosé nel mondo e ci arriveremo. Isabel, tutto il mondo in rosa, quindi al femminile. Esatto, e dappertutto nel mondo sono le donne che portano il mercato del vino. Rosé? Rosé. Sì. E allora non ci resta che andare a conoscere gli altri protagonisti di questa serata che si prospetta davvero molto interessante. Diciamo che anche con un po' di freschezza, visto il clima caldo, aiutiamo anche le cantine partner a lanciare il rosé, che è un vino che in realtà ancora non ha preso piede in maniera così importante in Italia, ma ormai già fa tendenza in tutta la riviera francese. Siamo sicuri che anche qui possa essere un grande successo. Nei nostri percorsi abbiamo già incontrato qui a Palazzo Doglio quella che è la gestione e l'operatività su Cagliari. Le chiedo, approfitto della sua presenza, per chiederle, Cagliari si sta cambiando, ha un restyling soprattutto con gli hotel boutique e anche realtà come le vostre che stanno un po' alzando l'asticella, ma la città è pronta a tutto questo? La città si sta preparando e incomincia ad essere pronta. È la città in Europa sul Mediterraneo con le più grosse potenzialità di crescita. Ne avevamo visto i segnali già pre-Covid, adesso mi sembra che siamo contenti dell'apertura di nuove strutture, dobbiamo fare destinazione, dobbiamo fare squadra e insieme siamo sicuri che nei prossimi anni si potrà veramente posizionare Cagliari come uno dei leader del Mediterraneo. E in questa serata in rosa e Love Rosé incontriamo un caro amico di Panorama Sardo. Dottor Cani, come sta? La vedo in splendida forma e con uno splendido rosé in mano. Sì, io sto bene, di salute sto bene, grazie a Dio, non c'è problema. Come stiamo poi per quanto riguarda il resto, dobbiamo ancora lavorare e fare tanto, però abbiamo dei prodotti che sono veramente importanti, credo che il consumatore lo apprezzi e speriamo che appunto siano le premesse per avere un certo successo. Come questo vino che ho in mano, che è del nostro rosé, ed è veramente una perla dell'enologia sarda. Io ho avuto l'occasione qualche Vinitaly fa di degustarlo e ne sono rimasto piacevolmente colpito. Le chiedo dal suo osservatorio, perché lei è un decano dell'enologia sarda, il rosé sta prendendo fette di mercato, la Sardegna come è posizionata? Dunque la Sardegna da tanti anni che opera sui rosati, certamente oggi con l'esempio e con la grande scuola francese diciamo che c'è un affinamento e un'attenzione sempre maggiore sia nella scelta delle uve e il periodo dell'utilizzo delle uve per produrre un rosato, sia della vinificazione in cantina. Quindi oggi la Sardegna devo dire che esprime dei prodotti che sono di alto livello. Un'altra zona cara per la viticoltura sarda, la zona di Sant'Adi, il Sulcis, e qui abbiamo un Carignano Rosé. Allora, noi siamo alla cantina Sant'Adi, abbiamo portato il nostro Carignano rosato, un Carignano in purezza, che è il vitigno tipico del Sulcis, è il vitigno principe appunto della Sardegna, e saremo felici di farvelo degustare. Contini Cabras, la cantina più longeva della nostra Sardegna, anche voi con uno splendido rosé. Attilio. Sì, noi stasera presentiamo il nostro Attilio Rosé, che è uno spumante brut metodo Charmat da uve Niedera. Quindi il vitigno Niedera è un vitigno prettamente autoctono che di fatto troviamo solo nell'Oristanese, spumatizzato. Una scelta che ci sta facendo togliere qualche bella soddisfazione, devo dire la verità. Un proto giovane, fresco, beverino, molto estivo, insomma ci piaceva farlo conoscere anche al pubblico qua di Palazzo Doglio in questa bella occasione.
Un altro punto di degustazione qui ad I Love Rosé, ve lo ricordiamo, siamo a Palazzo Doglio, Doglianova, rosada, ma il nome e vino è stato così appropriato per una serata del genere? Beh, quando abbiamo creato questo nuovo vino nel 2017 abbiamo per l'appunto insieme alla nostra agenzia di comunicazione abbiamo pensato che nome dare a questo vino, perché fa parte di una linea di altri 4 vini e chiaramente volevamo mettere in evidenza la qualità del vino, la tipologia del vino e quindi essendo un Cannonau in purezza versione rosé abbiamo pensato di dargli questo nome Rosada. Questo vino nasce possiamo dire, in tempi non sospetti, quando il mercato ha cominciato a chiedere domanda e offerta. La Sardegna sembra che sia pronta a questo nuovo mercato dei rosé e voi con gli altri colleghi vostri state facendo un po' da capofila per il mercato. Sì, come dicevi te, oramai sono già diversi anni che il trend di consumo dei vini rosati è in forte crescita e chiaramente un po' tutte le cantine sarde si sono adeguate, anche se devo dire che comunque c'erano già delle cantine sarde che producevano vini rosati, la stessa cantina di Doglianova produceva già un rosato abbastanza conosciuto che è il Sibiola. Chiaramente abbiamo cercato di adeguare, di diversificare anche la nostra produzione di vini rosati per l'appunto dal 2017 introducendo questo Cannonau Rosé Rosada. E allora con l'auspicio e anche l'augurio che I Love Rosé possa essere un evento da ripetere durante la stagione vitivinicola, io vi lascio alle immagini di Antonio Carta e fra poco linea alla regia, continuate a seguirci. Ça me fait quelque chose, il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, cioccolafette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene. Meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Al di là degli auspici però ritengo
Il presidente del consorzio del pecorino romano DOP, Gianni Maoddi, ha convocato l'assemblea dei soci. In programma l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2022. Dopo l'approvazione, l'assemblea è stata aperta alla partecipazione degli ospiti presenti, numerosi gli interventi che si sono susseguiti. Tra i temi trattati, tendenze dei consumi, dati di mercato del pecorino romano DOP e infine attività in corso e programmi per il futuro. Avevamo un appuntamento ovviamente amministrativo che era quello dell'approvazione del bilancio, ma è stato voluto organizzare un'assemblea pubblica proprio per festeggiare un momento particolare della vita di questo prodotto che di fatto oggi rappresenta quasi il 40% del PIL agricolo regionale della Sardegna. Quindi sicuramente un comparto determinante, una filiera composta da quasi 12.000 allevamenti che quindi ovviamente deve avere il giusto risalto, la giusta attenzione dalla politica, dalle associazioni di categoria con i quali oggi appunto vogliamo condividere i risultati. Si parlava di qualche innovazione, cioè per restare un po' più vivi sul mercato con prodotti di diversa caratura. Le innovazioni in questi prodotti sono determinanti, sono fondamentali, perché di fatto bisogna adeguare un prodotto così millenario, perché il nostro è un prodotto millenario, a quelle che sono poi le tendenze dei nuovi mercati. Il pecorino romano in questi anni l'ha fatto riducendo intanto le quantità di sale presenti, l'ha fatto nella modifica disciplinare che ha presentato presso il Ministero, dove appunto ci sono delle tipologie nuove che sono la tipologia extra, che ha un contenuto di sale ancora più basso, la tipologia riserva con una stagionatura di 14 mesi e poi il pecorino di montagna che di fatto rappresentano delle segmentazioni di prodotto che possono, come dire, accontentare il maggior numero di consumatori. Ecco. Grazie all'incremento delle vendite anche gli allevatori hanno avuto un aumento sulla retribuzione al litro del latte che è passato a 2 euro, una cosa che non si conosceva da una vita. È una cosa che non abbiamo mai visto, ovviamente siamo tutti felici di questo perché di fatto oggi rappresenta un livello, una valorizzazione di un prodotto che è giusto riconoscere, pur considerando che i costi di produzione sono aumentati, come sono aumentati i costi di produzione di chiunque altro, ma comunque danno una serenità diversa. Il problema è che poi questa serenità non va di pari passo alle problematiche che derivano poi dalla mancanza di manodopera, alle problematiche generate dalla mancanza di ricambio generazionale, per i quali oggi in questa assemblea vogliamo appunto approfondire l'argomento per far sì che la politica intervenga e insieme si trovi una soluzione per cambiare questa tendenza. Il consorzio ha parecchi anni di vita. Esprime la sua funzione nella promozione del pecorino romano e nella sua tutela, da marchi fasulli, e ve ne sono molti in giro purtroppo. E il pecorino romano dobbiamo dire che è il formaggio maggiormente prodotto in Sardegna, è uno dei formaggi di maggiore dimensione economica anche nel panorama italiano. È il formaggio che detta praticamente il prezzo del latte, che per diverse cooperative per l'annata trascorsa è arrivata a oltre 2 euro al litro, ben lontano dai 60 centesimi offerti nel 1969. Finalmente, insomma, è un prezzo straordinario che non abbiamo mai visto nella storia del pecorino romano e della zootecnia sarda. Un prezzo che è arrivato a 14,20 il chilo, che è di 4 euro più del parmigiano reggiano e 5 euro più del grana padano. Ora però abbiamo visto che la settimana scorsa c'è stata una frenata e c'è una leggera discesa. Credo che potremo affrontare bene la campagna, in quanto pur producendo, credo, alla fine di luglio 360.000 circa di quintali di pecorino romano, credo che ci arriviamo senza giacenze.
però questo ci deve impegnare comunque sempre, lo stiamo dicendo da parecchi anni, verso la diversificazione. Non si può puntare su un unico formaggio, intanto andando anche verso le altre due DOP, cioè il pecorino sardo e il fiore sardo, e poi producendo formaggi che sono richiesti dal mercato. Ieri avevamo una nostra azienda, che è Satra Sardigna, la più grande azienda biologica, che ha presentato i risultati di una ricerca con Agris, una ricerca che dimostra che è possibile produrre altri formaggi. Ne sono stati presentati 3, una cacciotta, un formaggio erborinato e un formaggio similgrana, ma nel contempo questi formaggi prodotti anche con caglio vegetale, e ci sono molte sensibilità in materie, e senza lattosio per gli intolleranti al lattosio. Quindi gli spazi del mercato ci sono, quindi bisogna coprirli. Facciamo parlare prima Volfango e poi a seguire. Ideato e diretto da Tiziana Rocca, l'evento cinematografico che apre la stagione estiva sul versante sud-occidentale dell'isola si svolge in collaborazione con l'Associazione Produttori Audiovisivi, con il patrocinio della Regione, del Comune di Cagliari e del Consorzio della Costa Smeralda, con la collaborazione di Forte Village, che ospita la 6ª edizione di Filming Italy Sardegna Festival. L'ambasciatrice è l'attrice hollywoodiana Rosario Dawson, che sarà anche protagonista di Ahsoka, la serie Disney in uscita ad agosto, basata su uno dei personaggi più amati di Star Wars. Il presidente onorario dell'edizione 2023 è invece Richard Gere, la madrina l'attrice Francesca Chillemi. Ospiti di spicco Emmanuel Bert, Clotilde Courreau, con Claudia Gerini, Paola Cortellesi, Ilenia Pastorelli, Gabriele Lavia, Matteo Garrone, Martina Stella, Sergio Rubini, Lodo Guenzi e molti altri attori. La più applaudita, Ornella Muti, ospite d'onore della prima serata, che ha voluto ricordare il suo grande inseparabile amico Francesco Nutti. Ne ho parlato tanto di Francesco. Francesco era un ragazzo speciale, già perché il suo viso aveva questa malinconia, questa dolcezza, questa sottile ironia. E peccato perché è un artista che da tempo purtroppo se n'è andato. Valerio, buonasera. 4 giorni di grande cinema, di grande televisione, di grande attenzione a quelle che sono le pellicole delle nuove generazioni. La 7ª arte si è ritrovata al Forte Village e ha compiuto, con la regia di Tiziana Rocca, che organizza e conduce la 6ª edizione del Filming Italy Sardegna, un piccolo grande miracolo, quello di mettere assieme premi Oscar come Christopher Walken, volto stranoto con Il cacciatore, volto stranoto per Io e Annie di Woody Allen e tantissime altre produzioni, non ultima, lo raccontava lui, una parte in Pulp Fiction di Quentin Tarantino, insomma Christopher Walken, ma anche Laura Dern, la faccia più nota della saga di Jurassic Park, Dennis Quaid, Emmanuel Béjart, tanti attori, tanti protagonisti del cinema che si sono ritrovati qui e hanno apprezzato la Sardegna, le spiagge, il mare, questo clima che avvicina moltissimo in un confronto che è stato serrato. Abbiamo fatto diverse interviste, tanti colloqui e non è piaggeria se in ciascuno dei commenti compare un apprezzamento per la nostra terra, cosa che ci rallegra. Ovviamente si è parlato anche di temi classici, quale la ripresa del cinema, la riapertura delle sale, il biglietto a 3,50 € promosso dal governo per riportare gli italiani al cinema con le loro famiglie. Insomma, una grande festa, una festa di cultura, di inclusione che insegna tanto, ad esempio l'attenzione a quelle che sono le parti riservate al mondo femminile, in crescita ma mai alla pari. E noi comunque raccontiamo degli spezzati di vita di qualcun altro, quindi qualsiasi ruolo viene interpretato da noi è
è una persona possibilmente esistente e che abbia una vita, no? Un luogo, una casa, un luogo. Esatto, quindi sì, noi raccontiamo storie e questa cosa pensa che abbia un impatto nelle persone, no? Tu sei stata Miss Italia nel 2003. Sì. Cosa c'è di Francesca Chillemi in quella ragazza di 20 anni fa tondi? Il DNA è sempre quello, si cresce come tutti, nel senso non si cambia, si hanno delle situazioni insomma, che la vita ti porta a crescere, però il DNA è sempre quello. Io mi sento molto simile per molte cose a come ero a 20 anni. Riccardo Milani, nel ripercorrere un po' quello che è il tuo percorso artistico, si va da grandi film, come dire, di successo molto vicini alle persone comuni, a quelle che andavano al cinema senza prendere la rincorsa come fosse un'abitudine. Poi sei diventato un po' più sofisticato. E intanto ti sei messo il gran cameo della storia di Gigi Riva del Cagliari. Sei davvero così oppure sei ancora alla ricerca di una tua lievitazione completa? No, io penso di aver fatto le cose nello stesso modo, dall'inizio alla fine, cercando di scavare un po' nell'animo umano, cercando di mettere in risalto i valori che poi è vero che nel film su Gigi hanno trovato una sorta di epilogo, no? Nel senso che Gigi ha seminato valori importanti, l'umiltà, l'onestà, il coraggio, la coerenza, no? E quindi è stato un punto d'arrivo importante, quello sì, però ho sempre cercato di fare questo in tutti i film che ho fatto, in tutti i lavori che ho fatto. Qui al Film Festival, al di là della presenza della tua moglie, della mamma della tua figlia, Paola Cortellesi, qual è la sensazione che trapela in un addetto ai lavori molto dentro al mondo del cinema, quale sei? Insomma, il cinema è una cosa importante, no? Il cinema è una cosa importante per noi che lo facciamo, perché è il nostro lavoro e perché lo facciamo con grande passione. Io però sono spettatore di cinema, io nasco come spettatore, appassionato di storie. Devo tanto al cinema perché attraverso il cinema ho conosciuto meglio il mio paese, le persone del mio paese, le regioni, i luoghi, i difetti, i pregi. E il cinema può avere ancora questa funzione, quella di raccontare storie che facciano conoscere bene il nostro paese, per esempio. E quello cerco anche di fare poi nei film che faccio, ecco. E in famiglia condividiamo una passione, insomma, che è quella di raccontare storie, di raccontarle a un pubblico più largo possibile e poi di cercare di portare le persone che spesso sono lontane da noi, distanti da noi. Io sono contento quando riesco a parlare alle persone che sono molto distanti da me, che la pensano in maniera opposta alla mia. Sono fondamentali eventi come questo e diciamo che in specifico questo porta veramente un pezzo intero d'America in Italia, gli racconta il nostro territorio, per cui ovviamente c'è una ricaduta diretta che è quella turistica, però racconta anche quello che è la nostra cultura. Quest'anno, se possibile, ha un'importanza ancora maggiore perché stiamo investendo tantissimo per riportare la gente nelle sale d'estate e fondamentali sono i festival. Questo di fatto è il primo festival estivo che apre le danze. Abbiamo già dei numeri che ci fanno ben sperare per quest'estate. Quest'estate avremo tantissimi titoli americani. Dobbiamo dire che le major, le piattaforme ci hanno dato veramente tantissimo materiale che normalmente viene dato in questa quantità nel periodo di Natale e invernale, e in più ci sono i film italiani e europei a 3,50 € perché il resto lo metterà il Ministero. Sì, siamo convinti che quest'anno insomma arriveremo, se non supereremo, la grande estate del 2019, perché le sale sono fondamentali, sono un luogo di esperienza, un luogo di cultura, sono presidi sociali dei nostri territori, luoghi di incontro. Tutti noi penso che ci ricordiamo anche quando eravamo piccoli delle esperienze di andare al cinema con i genitori o con gli amici, per cui questo è solamente l'inizio di una serie di iniziative che disegneremo apposta per le sale. Se tu dovessi essere uno spettatore neutrale, come lo valuteresti? Un festival che si apre con Ornella Muti, si chiude con Richard Gere a distanza e ha nel mezzo una bella fetta solida, attenta, curiosa come voi del cinema italiano? Beh, lo definirei innanzitutto un festival internazionale, ormai un festival internazionale, ho visto dei personaggi a premi Oscar, Christopher Walken, Dennis Quaid, ho visto una marea di queste persone, adesso vedo qui, adesso non ricordo il nome, ma da qui guardo e vedo una costumista enorme, non mi viene il nome perché sono ignorante io, ma è una cosa enorme. E insomma
E poi tanti attori italiani, e infatti è bello anche per quello, perché poi ti incontri, perché non è facile incontrarsi sempre tutti quanti insieme così come qui al Forte per il festival. È un'esperienza bellissima, per me è la prima volta che vengo a questo festival e spero che ci sarà anche una seconda e poi una terza, insomma vedremo, ma è stato veramente un bel... Poi in Sardegna è la terra che amo in assoluto di più. Dopo Roma, la Sardegna per me è il posto più bello, dove c'è la gente più generosa che abbia mai incontrato. Siamo veramente orgogliosi del successo di questa manifestazione, è stata una scommessa 6 anni fa, quando diciamo che avevamo un po' di scetticismo, sentivamo in giro, però insomma voglio dire, grazie alla determinazione di Tiziana e mia, insomma, siamo andati avanti e siamo riusciti veramente a imporci a livello internazionale. Questo ovviamente non è solo credito al Forte Village, ma anche insomma, al territorio che ci ospita, che è veramente uno scenario ideale per questo tipo di manifestazioni. Un festival in cui c'è un grosso impegno produttivo per portare grandi star internazionali come Christopher Walken, come Dennis Quaid, come Dominic West, come Clotilde Courreau, Emmanuel Beart, Laura Dern, quindi veramente il meglio della cinematografia mondiale. Di solito sono personalità che frequentano Cannes e Venezia, quindi noi siamo un festival che arriva immediatamente dopo Cannes e prima di Venezia, che ci posizioniamo come festival dell'estate che apre la stagione estiva, intanto con questa iniziativa del governo, Cinema Revolution, grazie al MIC, all'ANEC Cinecittà, e quindi quest'anno abbiamo una grande offerta di film, 50 titoli, e siamo un po' una bomboniera diciamo di festival che ha una peculiarità che fa incontrare in maniera più rilassata alcune personalità, produttori, registi come Matteo Garrone, come Ricky Memphis, come Volfango De Biasi, come Marco Bocci, come Pietro Sermonti, come Dara Spada, come Ornella Muti, tantissimi che sono stati qui in queste serate, insieme a attori americani del grandissimo calibro che a volte noi a Cannes e a Venezia giustamente vediamo solo sul red carpet, perché sono talmente stressati dalla promozione che devono fare del film di corsa, che invece il Festival Filmichi di Sardegna invece gli vuole fare un attimo ragionare, pensare, riflettere e parlare insieme, confrontarsi, perché a volte nei momenti di confronto nascono le idee migliori anche per il cinema, anche le collaborazioni migliori, le coproduzioni migliori, e quindi la promozione del territorio, la promozione del nostro cinema attraverso anche le star internazionali. Perfetto. Il cinema sardo in qualche modo come lo acchiappi, oltre che con gli studenti alle masterclass dell'Università di Cagliari sì. Col professor Arcangeli, ci sono autori, produttori, registi? Sono molto presenti, intanto gli studenti dell'Università di Cagliari, e poi comunque noi abbiamo portato Alessandro Nivola è di Nuoro e lui lavora con le grandi star di Hollywood tutto il tempo, quindi lo abbiamo riportato a casa, non era mai venuto a Cagliari, è andato a vedere le sculture dei suoi parenti Nivola che sono al municipio, quindi anche noi abbiamo riportato a casa un talento sardo che comunque invece in America è conosciuto da tutti perché ha girato i più grandi film. Quindi anche questo è il ruolo di Filming Italy, comunque valorizzare quelle che sono le professionalità sarde che a volte sono emigrate per motivi di lavoro. Quindi la promozione del territorio è importante, quello che noi ci prefissiamo è il passaparola, perché comunque tutti questi attori americani, venendo in questo luogo meraviglioso, con questa accoglienza incredibile anche che Fort Village mette a disposizione, che ringrazio, veramente dalla possibilità di vivere un festival che in qualche modo si ricorda, perché non ha quello stress che il lavoro ci impone tutto l'anno. L'impacchettatura che c'è quasi tutto l'anno, il lavoro ci impone tutto l'anno, qui parliamo di cinema, facciamo le masterclass in giardino, facciamo le interviste in giardino, e quindi c'è un momento di rilassamento molto diverso, sì, e quindi anche si concedono tutti di più. Credo che il Forte Village sia stato proprio negli anni capace di valorizzare proprio quella straordinaria forza energetica che Tiziana Rocca ha sempre messo in tutte le edizioni, attraverso una grande ospitalità che è dettata non solo dalla nostra azienda, dal DNA della nostra azienda, ma soprattutto dal DNA di questo territorio straordinario che è la Sardegna. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna.
cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. L'innovazione tecnologica volta a mitigare e fronteggiare i rischi lavorativi è stato il tema centrale della tappa cagliaritana di Made in INA, il forum della prevenzione, che prendendo spunto dal piano triennale della prevenzione 2022-2024, recentemente adottato dall'INAIL, prevede la realizzazione di una serie di interventi e tavole rotonde sui temi trattati dal piano. L'evento è organizzato a Cagliari dalla Direzione Regionale Sardegna in collaborazione con l'Università di Cagliari, ha offerto l'occasione di confrontarsi e presentare diverse tipologie di interventi per ridurre i rischi e gli incidenti in ambito lavorativo. Il convegno è anche l'occasione per parlare delle nuove attività che l'Istituto svolge in materia di reinserimento sociale e lavorativo. È stata soprattutto una buona occasione per discutere e approfondire le diverse modalità di diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione nelle scuole e con le scuole. È il modo con cui INAIL nel 2023 porta lungo l'Italia la discussione sulla cultura della sicurezza, ovvero dell'educazione al rischio. Sono due dimensioni che si parlano, perché noi contrastiamo i rischi tradizionali sul mondo del lavoro, quelli dei settori che intuitivamente associamo a problematiche del lavoro, l'edilizia, l'agricoltura, i trasporti, e quindi cultura della sicurezza perché sappiamo come rispondere a quei rischi. Il tema è diffondere meccanismi, assetti organizzativi, soluzioni di protezione, dispositivi. E poi c'è l'altra invece metà del cielo e sono i rischi del lavoro che verranno, quelli legati al cambiamento climatico, quelli legati alla trasformazione digitale del lavoro o anche all'invecchiamento della popolazione. Negli scenari Istat più rosei comunque noi andiamo a perdere in 15 anni quasi 6 milioni di persone in età lavorativa, quindi una popolazione che invecchia e che quindi invecchiando si espone a rischi diversi. E quindi serve grande cultura nel riconoscere i rischi e adottare comportamenti adattivi. E non a caso oggi, tra le altre cose, oltre a discutere dei rischi tradizionali, quelli ad esempio del sistema muscoloscheletrico, parleremo dell'educazione nelle scuole, perché per affrontare i rischi che verranno occorre partire dalle studentesse e dagli studenti che sono i lavoratori o gli imprenditori di dopodomani e devono imparare che l'organizzazione del lavoro, lo svolgimento di una mansione lavorativa deve essere sempre di più corrispondente alla capacità di riconoscere quali fattori di rischi possono metterci in pericolo. Direttore, un forum, come ci ha ben descritto, basato sull'innovazione, la salute e la sicurezza. Oggi siamo a Cagliari, in Sardegna, ma la situazione italiana che grado di salute ha in questo caso? Allora, si può vedere da diversi angoli di lettura il fenomeno. Se noi vediamo i numeri dell'andamento infortunistico in Italia,
confrontato con quello dei grandi paesi europei con cui ha senso che noi ci si misuri, la Francia, la Germania, la Spagna, per 100.000 lavoratori l'indice infortunistico italiano è anche migliore di questi e peraltro pensiamo in un paese come il nostro fatto in grandissima parte di imprese piccole e piccolissime. Certo non basta, perché anche se in 20 anni noi abbiamo dimezzato gli infortuni, ne abbiamo ancora più di 500.000 l'anno, diciamo sterilizzando il fattore Covid, e quei 1.000 infortuni mortali che anche giornalisticamente raccontiamo come i 3 infortuni mortali al giorno. Sono numeri inaccettabili. La cosa, diciamo, il trend preoccupante è che da 7-8 anni questi numeri sono stabili, tolte le oscillazioni dovute alla pandemia, che ovviamente per alcuni momenti ha bloccato il lavoro facendo ridurre gli infortuni tradizionali e impennare gli infortuni da Covid, però questi numeri sono numeri che sono cristallizzati da molti anni come se ci fosse una crisi di crescita nel sistema della sicurezza capace di penetrare di più, e in qualche modo ne stiamo discutendo anche in questa giornata di lavori cagliaritana, è, se ci pensiamo, collegata a una caratteristica dell'economia italiana. È un'economia che in termini di produttività è cresciuta molto poco negli ultimi 20 anni. Questo è un dato interessante che ci porta a pensare sempre di più come la sicurezza non sia qualcosa che si aggiunge ai sistemi di produzione, ma deve essere pensato come qualcosa di connaturato. Se un sistema di produzione, una fabbrica, un sistema che produce beni o servizi, innova il suo processo, non solo produce beni o servizi migliori, più belli, che conquistano più mercato, ma che sono più sicuri per chi li utilizza e naturalmente per chi li produce. E noi stiamo sempre di più con la ricerca, con i finanziamenti alle imprese, cercando di approcciare con queste logiche. Professore, una giornata intensa qui alla Facoltà di Ingegneria, Aula Magna, INAIL, Innovazione, Salute e soprattutto Territorio. Devo dire che è un'occasione per parlare di salute, ma soprattutto di prevenzione. La prevenzione rappresenta un grande investimento in sanità e quindi è importantissimo una giornata come questa, soprattutto alla luce del fatto che gli infortuni sul lavoro e anche le morti in occasione del lavoro non sono poche. Questo quindi rappresenta sicuramente un argomento prioritario per la Regione Sardegna in termini proprio di prevenzione. Nella mia tripla veste da assessore, di docente di ortopedia, dove ovviamente i traumi dell'apparato muscoloscheletrico rappresentano una preponderanza negli infortuni sul lavoro, e nel mio passato di senatore, segretario e membro della commissione parlamentare di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, dove ho potuto apprezzare e toccare con mano quanto sia importante e, devo dire, incide parecchio anche nel tessuto lavorativo il problema degli infortuni. Quindi benvengano le iniziative di oggi, perché ci servono per formare in primis. C'erano tutti gli operatori, dalle forze di polizia ai vigili del fuoco, allo Spresal, a parte della sanità che si occupa appunto di questo, per stare tutti seduti intorno a un tavolo e fare delle strategie di comunicazione che servono appunto per limitare questa piaga che per l'Italia ha un peso notevole. Assessore, le chiedo, è stato, come ci ha confermato lei, un forum molto partecipato, ma quanto è fondamentale la comunicazione, soprattutto per la salute della Sardegna? È assolutamente fondamentale, perché noi possiamo fare tante cose ma dobbiamo saperle comunicare. Questo è secondo me un gap da riempire in tutto quello che finora è stato fatto, non solo in termini di sanità ma anche in termini di altri argomenti che possono interessare la vita di una legislatura, ed è bene appunto trovarsi intorno a un tavolo senza preconcetti per dire tutte le cose fatte e quelle ancora da fare, per condividere percorsi. Noi siamo partiti con questa esperienza di illustrare il piano triennale della prevenzione un po' in giro per l'Italia come progetto nazionale, e la prima tappa ha riguardato Sassari,
un intervento con argomenti più specifici, in particolare degli infortuni sul lavoro. Qui invece nella tappa cagliaritiana parliamo in particolare di malattie professionali e dei disturbi all'apparato muscoloscheletrico, con un particolare riferimento alle possibilità che l'innovazione tecnologica offre per poter mitigare, se non sconfiggere o ridurre enormemente questi rischi. Però parleremo anche di altre questioni, parleremo in particolare di reinserimento nel mondo lavorativo e nel mondo sociale, nella società attraverso lo sport, nei confronti di persone che hanno avuto dei gravi eventi infortunistici. Non a caso abbiamo invitato come testimone di eccezione dell'istituto il nostro amico Giovanni Achenza e Lino Cianciotto, i nostri amici Giovanni Achenza e Lino Cianciotto, che sono proprio i nostri, come dire, compagni di viaggio nelle nostre attività, quando dobbiamo dare concreta visibilità a quello che l'istituto fa attraverso il mondo della protesizzazione, attraverso il nostro istituto di sviluppo delle protesi di Vicorso di Budrio. Però parleremo anche di cultura, di sviluppo della cultura della prevenzione, soprattutto di educazione alla prevenzione, partendo dal mondo delle scuole, partendo nei ragazzi già in tenera età, perché siamo convinti che solo formando adeguatamente gli studenti di oggi, che saranno i lavoratori di domani, possiamo vincere questa sfida o quantomeno attenuare le conseguenze dei dati che riguardano sia gli infortuni sul lavoro ma anche le malattie professionali. Quindi questa è la nostra sfida, attraverso la scuola, attraverso l'università e in partnership con loro affrontare le tematiche che riguardano la prevenzione, perché da soli non si va da nessuna parte. Per essere vincenti su questo tema occorre fare rete, occorre fare network, occorre mettere in campo le migliori esperienze di tutte le istituzioni, di tutte le organizzazioni che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro. Possiamo dire un INAIL non soltanto vicino ai lavoratori ma proprio al territorio. Assolutamente, tanto è vero che poi in particolare questi eventi riguardano proprio le specificità territoriali, a parte l'evento di Sassari e di Cagliari, poi in tutti i territori in cui ci sono state delle tappe si sono affrontati temi specifici che maggiormente caratterizzano il mondo imprenditoriale, le conseguenze infortunistiche di quei specifici settori. Quindi qui noi parliamo di disturbi dell'apparato muscoloscheletrico, perché intanto le malattie professionali e i disturbi all'apparato muscoloscheletrico riguardano il 70% delle malattie professionali nel territorio della Sardegna. Sono dati preoccupanti e riguardano in particolare il mondo dell'edilizia, il mondo della logistica, il settore dell'agricoltura. Quindi vogliamo, come dire, portare delle testimonianze concrete e far capire gli interventi che l'Istituto vuole mettere in campo nel territorio sardo, in particolare a Cagliari, ma in generale in tutto il territorio sardo, per cercare di ridurre, non dico per sconfiggere definitivamente, perché non siamo, come dire, una questione di ipocrisia, ma insomma non vogliamo essere retorici, però sicuramente il nostro obiettivo è quello di ridurre fortemente il fenomeno, in particolare gli infortuni mortali, però anche i disturbi dell'apparato muscoloscheletico che impegnano notevolmente anche le nostre strutture sanitarie nell'analisi e nel riconoscimento di questi eventi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it.
Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. E anche questa settimana siamo arrivati in chiusura di trasmissione, lo facciamo parlando del mondo dell'auto, appuntamento del semestre, ci avviamo verso l'estate, il nostro interlocutore è Antonio Rione. Come è stato questo 2023, questo avvio, questi 6 mesi? Ma se andiamo a guardare le statistiche, le mere statistiche a livello nazionale, rispetto all'anno scorso c'è una crescita abbastanza sostenuta per tutto il mercato, siamo al 25%, per cui sembra un bel numero, poi va sempre rapportato a quello poco che si è fatto l'anno scorso per i problemi di carenza di prodotto. A livello di mercato privati la crescita è inferiore, circa un 15%, perché sta crescendo molto il comparto degli autonoleggi, del noleggio a lungo termine e gli acquisti, diciamo, delle aziende. Purtroppo questa crescita non si riscontra sul mercato sardo. Il mercato sardo è molto più debole, è positivo per un paio di punti soltanto quello generale, ma il mercato privati, quello delle famiglie, nei primi 6 mesi è in calo di 2-3 punti percentuali. Quindi qui si sente di più il momento di difficoltà legato all'aumento dei tassi per i finanziamenti e anche comunque sempre alla carenza di prodotto che evidentemente non ci consente di essere a livello del mercato nazionale, ma credo sia più un problema di capacità economica. Quindi una pausa di mercato dovuta alla circolazione di minore moneta, aumento del costo dei finanziamenti? Sì, sicuramente il momento economico non favorevole ha creato una specie di pausa, di attesa. Non tutti i clienti sono disposti, diciamo, a pagare quelli che sono i nuovi prezzi, perché il prodotto con la guerra è aumentato in maniera notevole rispetto ai soliti piccoli aumenti che di anno in anno si potevano vedere. In un anno, la percentuale dell'aumento? Diciamo da quando è iniziato il conflitto i modelli sono aumentati mediamente del 10-15%. È una cifra che normalmente si poteva riscontrare dopo 7-8 anni, non dopo un anno. Per cui c'è anche un discorso di aumento della tecnologia sui singoli modelli, perché gli adeguamenti alle norme europee hanno imposto una serie di dispositivi elettronici, anche e soprattutto quelli per la sicurezza attiva e passiva, e questo fa aumentare il prezzo del bene. Allo stesso tempo c'è un po' una sparizione dei modelli
diciamo di tipo utilitaristico, quindi le vetture molto piccole, compatte, quelle che vanno per la maggiore nel nostro territorio, sono diventate poche e rare, per cui il livello di prezzo medio delle auto un po' scoraggia. Quanto è aumentato il costo dell'interesse in 12 mesi? Beh, nel nostro settore è praticamente raddoppiato, siamo passati da un interesse medio del 4, 4,50, abbiamo superato l'8, 8,50, per cui un finanziamento è più impegnativo in questo momento. Nel frattempo sono nate anche nuove formule di utilizzo dell'auto. Voi state proponendo un car sharing? Noi proponiamo tutta una serie di servizi di mobilità, così come vengono definiti adesso, per agevolare il passaggio dalla proprietà al semplice possesso dell'auto, per cui si può noleggiare l'auto per periodi classici, cioè 3-4 anni, ma anche solo per un anno, oppure per 3 mesi, oppure per un'ora, per una giornata, tutte formule che consentono di non impegnarsi economicamente, avere un costo certo e usare la macchina solo quando serve, quindi si paga l'utilizzo e non la proprietà, può essere meno impegnativo. È un futuro che sicuramente crescerà, perché la domanda sostanzialmente, come in altri settori, si sta portando appunto dall'acquisto alla proprietà, magari uno detiene il bene per 10 anni, avendo tutta una serie di costi di utilizzo, non solo il costo di acquisto, perché poi il costo di acquisto rappresenta in un decennio circa il 30% del totale dei costi dell'auto, perché ci sono le assicurazioni, i bolli, le manutenzioni, gli imprevisti. Invece con il noleggio si ha un costo certo e si paga quello che è, diciamo, l'effettivo utilizzo, quindi a seconda dell'utilizzatore può essere anche conveniente. Chi è l'utilizzatore di queste nuove proposte del mondo dell'auto? Ma sul noleggio a lungo termine sono sostanzialmente le aziende, le partite IVA. Sul noleggio a breve e sul car sharing ci sono tanti privati che si rendono conto che l'utilizzo è saltuario e quindi può avere poco senso acquistare una macchina per utilizzarla magari 2 volte alla settimana. A quel punto conviene un car sharing, oppure magari uno gli serve solo nel mese estivo, si affitta per un mese. E questo è il concetto. Le case automobilistiche cercano di venire incontro a una domanda che si sta modificando. Mercato dell'usato. Il mercato dell'usato è sempre molto forte, anche se diciamo, la disponibilità del prodotto, che è conseguenza della limitata disponibilità del prodotto nuovo, è abbastanza scarsa. I prezzi dell'usato sono aumentati più dei prezzi del nuovo. Percentuale? Sparo, ma siamo a livelli del 30% nell'ultimo anno e mezzo. I valori delle auto usate praticamente sono cresciuti in maniera esponenziale, soprattutto quelle molto recenti che soddisfano l'esigenza dell'immediatezza di un'auto per chi non trova appunto il nuovo in pronta consegna, ma in proporzione gli aumenti maggiori sul nostro territorio sono per le auto vecchie, diciamo quelle datate, che soddisfano le esigenze di mobilità delle persone che non hanno grossa capacità economica, siccome scarseggiano, cioè quelle da qualche migliaio di euro, lì i prezzi sono, come posso dire, assurdi, cioè vetture che magari oltre i 10-12 anni, che fino a 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa si vendevano a 1.000 euro, adesso si vendono a 3.000. Questo è perché c'è una situazione assolutamente anomala, poi magari tra qualche anno si riequilibrerà tutto. Dottor Orione, ci avviamo alla conclusione. Transizione energetica per quel che riguarda i motori. Questo elettrico sta crescendo? L'ibrido ha sostituito la vettura tradizionale? Qua ci sarebbe da parlare per mezz'ora, cerco di sintetizzare. Fondamentalmente la transizione energetica passa attraverso le emissioni zero, quindi l'auto elettrica o qualcosa che comunque non emetta alcun inquinante e alcun clima alterante. Clima alterante è la CO2. Il traguardo ovviamente è a 12-13 anni, nel frattempo il parco dovrebbe essere piano piano adeguato per migliorare quelle che sono le emissioni generali. Con l'ibrido ci riusciamo, perché un ibrido emette inquinanti e clima alteranti 1/10 rispetto a un'auto tradizionale,
però non è zero. Chi emette zero sono le elettriche pure, chi emette quasi zero sono le ibride plug-in, però rappresentano ancora una piccola percentuale del mercato. Il mercato italiano è l'anomalia europea assieme ai mercati dei paesi dell'est, con 3-4% di quota di vetture elettriche, quindi ci vorrà un po' per arrivare a questa sostituzione. Nel frattempo sull'elettrico si fa molta demagogia, sia dal punto di vista positivo che negativo. Ci sono i detrattori dell'elettrico perché pensano che non sia il sistema migliore o perché non gli piace l'idea dell'auto elettrica, che comunque è una necessità, nel senso che non vi sono oggi alternative che emettano zero. Per cui se non cambia la politica dell'Unione Europea bisognerà adattarsi. Certo, abbiamo tempo, 10-12 anni, per adeguare l'offerta, per adeguare il costo, che adesso è ancora un po' elevato, e anche per adeguare quelle che sono le infrastrutture, perché tutto passa attraverso le infrastrutture di ricarica. È un po' complessa la materia, forse dovremmo fare una puntata apposta. Ultimissima curiosità, arriveremo un giorno dove frequenteremo il distributore che prima ci dava la benzina e ci darà la batteria carica? Dunque, tu parli di ricarica o di sostituzione della batteria a scarica? Beh, allora, sostituire una batteria allo stato attuale è possibile solo per alcuni modelli molto compatti da città, vetture di dimensioni di una Smart, per farci capire, forse anche inferiori, che hanno batterie piccole con percorrenze da un centinaio di chilometri. Alcune case stanno sperimentando questa idea. Per le macchine più grandi è complesso, lo smontaggio della batteria non è come togliere la batteria PC portatile. Sono inserite nell'auto, pesano 4, 5, 600 kg, quindi un'operazione non rapida. È più probabile che ci si possa fermare con le nuove tecnologie al distributore e ricaricare la batteria della propria macchina magari in un quarto d'ora, 20 minuti, una volta che la nuova tecnologia, che ormai si capisce che sta arrivando, produrrà batterie più compatte, più capienti, e si arriverà a quei traguardi dei 1000 km, che sono un po' una specie di idea di perfezione, anche se poi nessuno fa 1000 km tutti assieme. Ripeto, c'è molta demagogia anche sull'auto elettrica. Oggi si cerca percorrenze e autonomie tipiche dei vecchi motori a gasolio, che sarà necessario una volta all'anno per il cliente, però c'è questo limite mentale che non aiuta a vendere l'elettrico. Ad esempio, noi abbiamo dei modelli elettrici adesso anche per uso professionale, quelli che introdurremo nel corso dell'anno, che hanno autonomie di 400-500 km, e tutti dicono ma sono pochi. In Sardegna con 500 km la giri in un giorno, quindi c'è sempre un problema di cultura. Credo che dovrà essere piano piano percepito in maniera differente. Non so fino a che punto sarà semplice, le case stanno investendo molto, anche in comunicazione, per far capire che è un cambio di paradigma che va effettuato. Poi, ripeto, abbiamo 12 anni e poi tra 12 anni comunque le vecchie macchine potranno ancora circolare, quindi sarà una transizione lunga, almeno 20-25 anni. Chi comprerà la macchina termica o ibrida nel 2034 poi la cambierà nel 2045, quindi c'è tempo per adeguarsi, però bisogna iniziare. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA,
l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.